Buongiorno, allora ci troviamo a Butrio, questa giornata del 1° maggio è una bellissima giornata, le affluenze sono ottime, il tempo ci ha dato una grande mano, siamo circa a metà iscrizioni e quindi come vedete alle nostre spalle c'è tantissima gente ancora in coda. Siamo qua intorno alle 3.000 persone circa, adesso andremo a fare un giretto per il percorso per incontrare i corridori e ci vediamo più tardi. Waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong. Hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. Ci troviamo al ristoro Petrucco, immerso qua nel verde delle colline di Butrio e adesso vediamo di intervistare qualche persona. Allora, anche queste giovani leve, allora, com'è stato il percorso di oggi? Bellissimo! Bello? Bello, vi siete divertite tanto o il percorso era bello? Dimmi. Era stato bellissimo, e solo che era stato faticoso. Un po' faticoso, ma anche per te è faticoso? No. No, non è stato faticoso. Allora, come vi è sembrato questo percorso di oggi? Molto bello, un pochettino bagnato ma molto bello. E non faticoso soprattutto, per niente. Molto divertente. La giornata è stata splendida, quindi vi Sì, siete per goduti fortuna, questo sì. sole, queste Splendido, colline che sì. penso che siano stupende, Guarda un che panorama sole, unico. pazzesco. Assolutamente. Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oltre ad ammirare le bellezze di Butrio, le nostre colline che sono veramente splendide, se passate per Butrio, quando tirate su gli occhi potrete notare una cosa un po' particolare e unica, ovvero il nostro campanile. Il campanile, che vedete alle mie spalle, ha un orologio montato al contrario. Questo orologio si sono le dicerie di un tempo, dicono che la persona che ha fatto, l'artigiano che ha fatto appunto l'orologio, quando è andato a riscuotere il compenso per aver fatto questo lavoro, gli fu negato. Questa è una diceria chiaramente. E per lui, per ripicca, cosa ha fatto? Una notte ha preso e ha montato all'incontrario l'orologio, e però è rimasto da quel lì, è rimasto così, ed è una caratteristica proprio tipica di questo campanile, che praticamente è unica in Italia. Quindi se fate un giro per Butrio, date un'occhiata anche al campanile con questa particolarità. It's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the
conclusione di questa manifestazione della 27esima Marcia Longa di Butrio, che è andata molto molto bene grazie anche al tempo, al tempo che ci ha aiutato tantissimo. E i numeri sono stati ottimi come quelli dell'anno scorso, oltre 3.300 presenze, quindi possiamo essere più che soddisfatti, il nostro grande lavoro ci ha ben pagati. E vi aspettiamo il prossimo anno per la 28esima edizione e quindi vi auguro proprio di ritornare per queste belle colline. Passo la parola agli amici che parteciperanno la prossima domenica, agli amici di Rivis, dove c'era domenica la prossima manifestazione. Buongiorno, sono Daniele Zorato della Proloco di Rivis al Tagliamento. Volevo solo ricordarvi e avere il piacere di invitarvi domenica 4 maggio alla seconda edizione della marcia non competitiva FIAS per Anis di Corse, organizzata all'interno dei festeggiamenti della ormai tradizionale Sagra delle Rane di Rivis. I nostri 3 percorsi adatti a tutti i gusti e le preferenze di 8, 13 e 21 km che si snodano attraverso i punti caratteristici, i punti più belli del nostro territorio e vi consentiranno appunto di ammirare il Greto del Tagliamento, i nostri terreni agricoli, i boschi e in particolare il mulino, l'antico mulino di Rivis. Vi aspettiamo numerosi.